Buongiorno a tutti, sono Fanny Piccoli e oggi c'è una nuova puntata di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità del nostro periodico La Città, che vi ricordo è in edicola proprio in questi giorni. E questa rubrica è realizzata in collaborazione con GL Radio di Luca Gigante. Oggi siamo qui con la bellissima Stefania Sorrentino. Buongiorno a te Stefania, lei è finalista nel prestigioso concorso Miss Universe Italy. Allora Stefania, potremmo partire da questo, un argomento secondo me piuttosto interessante. Ne abbiamo parlato anche nel fuori onda e mi hai dato il permesso di parlarne e quindi partiamo da qui. E so che hai 35 anni e hai voluto metterti in gioco uscendo dalla tua zona di comfort in un concorso che è comunemente visto come un concorso per semi-adolescenti, no? E come ti senti a rappresentare, diciamo, una bellezza più matura e consapevole? Come ti sei sentita con le altre durante il tuo percorso? Ma ti dico, non ho avuto difficoltà, nel senso che ho deciso di mettermi in gioco e così ho fatto. Mi sono rapportata con ragazze di tutte le età. Poi c'è da dire che quest'anno Miss Universe ha tolto il limite d'età, quindi c'erano veramente ragazze di tutte le età ed è stato veramente bello riscoprirmi, insomma, e riscoprire tutte ragazze di diverse età e avere anche magari degli interessi in comune, scusatemi. Sì, dicevi prima anche che tra l'altro hai trovato molto da imparare addirittura dalle ragazze più giovani e ti sono piaciute molto, ti sei sentita a tuo agio proprio con tutte quante, così, vero? Sì, dico da imparare perché tante ragazze erano già preparate, quindi avevano fatto corsi di portamento per arrivare lì già preparate, con una certa preparazione. E io questa preparazione non ce l'ho avuta perché non ho fatto nulla, non mi sono preparata perché è stata una cosa, diciamo, poi successa così velocemente e quindi le vedevo giovani, mi vedevo un po' la sorella maggiore di loro, ma quando poi le vedevo andare sul palco si trasformavano e le vedevo donne, quindi questa cosa mi ha stupito molto. Beh, mi sembra una bellissima cosa il fatto che ci sia stata questa sorta di sorellanza fra donne di ogni età. Bello soprattutto in quest'epoca in cui, insomma, l'aspetto sembra sia la cosa più importante di tutte e le donne, c'è poco da fare, hanno sempre invidia l'una dell'altra. Vero, no, io allora non ho questi problemi, devo dire la verità, sono molto solidale con le donne e credo che il segreto sia non sentirsi mai arrivati e pensare che si possa imparare anche dalle più giovani, assolutamente è una cosa che sento e che penso fortemente. Beh, mi va di dire che ti credo e che mi piace quello che stai dicendo. Possiamo continuare con un'altra domanda. Nel fuori onda, Stefania, ci hai parlato del fatto che il tuo fidanzato, motivo per il quale tra l'altro ti sei trasferita e sei rimasta a Udine, è il capitano dell'APU, quindi è un atleta professionista e mi piacerebbe sapere se, visto che appunto siete tutti e due sempre sotto i riflettori, siete un po' gelosi l'uno dell'altra? No, assolutissimamente no, siamo una coppia molto equilibrata, credo che sia nel nostro mondo, tra virgolette, credo che sia stupido essere gelosi perché ci sono tanti fan, bisogna rispettarli e nel momento stesso in cui insomma non mi mancano di rispetto io non posso che essere gelosa. Ci sono anche questi, ma mi fido del mio compagno e so che comunque lui sa tenere a bada tutte le situazioni, però siamo veramente una coppia molto equilibrata e questo mi fa sempre sentire sicura di lui e credo che io lo faccia sentire sicuro di me. Beh, questa è una bella cosa e non è una cosa da tutti. No, è vero. Penso avrai notato anche tu che molto spesso le cose non stanno così. Sì, è vero, però ho trovato, posso dire, una persona veramente speciale per questo. Ho avuto diverse relazioni, ma credo che questa sia la più costruttiva che abbia mai avuto. Siamo proprio equilibrati sotto tanti punti di vista e sono veramente contenta di essere al suo fianco. Bene, mi fa molto piacere per te, mi fa piacere in generale perché in fondo sapere che due persone stanno bene, che esistono coppie equilibrate, che questo è possibile anche in questi ambiti mi fa sentire un pochino più serena, diciamo. Sì, io credo che la gelosia tante volte sia anche
magari avere un partner che non ti dà tante sicurezze, questo lo credo, e io credo di non avere questo problema perché il mio partner in questo caso è bravo. Molto bene, forse anche perché tu sei abbastanza Speriamo, per non volere altro. Speriamo. E allora parliamo adesso, se ti fa piacere, della tua attività e dei tuoi progetti futuri. So che hai uno shop online, ma so e sappiamo tutti oramai che fai la modella. Mi piacerebbe sapere un po' quali sono le tue ambizioni future, ovvero se vuoi continuare la tua vita come imprenditrice, se preferisci fare l'attrice, se pensi di fare ancora la modella. Allora, andiamo per importanza. Sicuramente mi vedo mamma da qui a, spero, poco. Questo è uno dei miei sogni nel cassetto. In secondo punto, poi vabbè, ci tengo a dire che la famiglia per me è importantissima. In secondo punto sicuramente il mio lavoro, perché è stato proprio pensato da quando sto con Mirza avere questo shop online, perché comunque oggi siamo a Udine ma domani non sappiamo dove potremmo essere, quindi il mio modo di essere indipendente ovunque, in qualsiasi città siamo. Vorrei un domani avere una sarta e far cucire degli abiti pensati da me, questo è un altro mio sogno. E per quanto riguarda la modella e tutto quello che arriva è un plus, e se ci sarà qualche altra cosa da fare lo faccio volentieri, non mi tiro indietro. Io ti ci vedo come attrice, aggiungerei. Comunque pensaci, prego. Grazie. So che vuoi fare un ringraziamento speciale. A chi è che lo vuoi fare? Assolutamente sì, a Peter e a Cinzia, loro sono gli agenti regionali del Veneto di Miss Universe e li ringrazio per aver creduto in me e per avermi fatto fare questa bellissima esperienza, quindi grazie. Bene, siamo quasi giunti al termine. Partirei con una serie di domande a raffica. Sei pronta? Prontissima. Bene, allora, preferisci il cane o il gatto? Cane. Ho 2 cani tra l'altro, Simba e Choco. Perché? In che senso? Perché preferisci il cane? Perché credo che siano più amorevoli rispetto al gatto, i gatti sono un pochettino più freddi. Sono d'accordo e ho 2 cani. Preferisci guardarti un film su Netflix o leggere un libro, sincera? Film su Netflix col mio fidanzato, tutte le sere. Capisco perfettamente, siamo d'accordo anche su questa. E colore preferito? Rosa. Ultima domanda, hai mai avuto un fidanzato più basso di te? Assolutissimamente no. Ok, dopo aver escluso tutti i più bassi di lei dalla sua vita, possiamo concludere questa puntata di Le Ciaccole. Abbiamo finito il tempo e ringraziamo Antonio Mazzucchin che ci ospita nel locale Le Ciaccole del chiostro della biblioteca di Pordenone. Ciao a tutti!